Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo brevemente dei consulti. Ne sento l'esigenza, anche se mi rendo conto che durante questo filmato vi trasmetterò molto poco a livello di conoscenze, ma diciamo che è una doverosa comunicazione di servizio perché così che si possano chiarire alcuni aspetti legati sia al tipo di aspettative che avete nei confronti di un consulto e sia anche a come funziona e cosa insomma è giusto invece aspettarsi e come va accolto in un certo senso. Ehm, Chiaramente quando vi rivolgete a un operatore avete delle domande e avete bisogno di risposte perché avete della confusione o la necessità appunto di vederci chiaro. È chiaro che magari vi aspettate che l'altra persona riesca a vedere da sola tutte le cose che non dite o che lasciate sottinteso fra le righe. In realtà questo è possibile con chi ha doni di veggenza e sebbene in alcuni casi ci sia la possibilità di percepire l'altra persona o qualcuno, perché non è detto che si riesca a entrare in sintonia con tutti nella stessa misura, magari qualcuno riusciamo a percepirlo meglio, qualcun altro no. Ad ogni modo l'operatore non è tenuto a leggervi dentro se non è questo quello che gli viene richiesto. Quando fate dunque un consulto, se volete delle risposte chiare, dovete essere chiari prima di tutto voi. Questo perché ve lo spiego. Per due ragioni fondamentalmente. I tipi di consulti, per esempio, che si possono fare da me, per quanto riguarda appunto le domande o i chiarimenti, al di là dei consulti di tipo personale per un percorso di crescita e per il raggiungimento di obiettivi, i consulti, diciamo, di indagine di tipo radiestesico o con le sibille possono essere per i più svariati motivi e ad ogni modo richiedono dei comportamenti e delle cose diverse, ma tutti richiedono sia uno che l'altro, cioè sia i consulti con le sibille sia i consulti radiestesici, richiedono la massima trasparenza da parte vostra. Non vi serve a nulla chiamarmi se non siete chiari con me. Cioè, io non ho nessuna motivazione di raccontare quello che è vostro in giro, dunque per lavoro ascolto di tutto e tutto resta con me, dunque se vi appoggiate e vi affidate a me, sappiate che avete la mia massima riservatezza. Tra l'altro ho lavorato a lungo per ottenere determinate cose e dunque non le rovinerei per un consulto. Non so se riuscite a capire tra le righe quello che vi voglio dire. Dunque non è mio interesse perdere tutto il lavoro che ho fatto prima di tutto su di me. Seconda cosa, il vostro raccontarvi mi permette di decifrare o di indirizzare al meglio in particolare le sibille, perché senza una chiave di lettura possono voler dire qualsiasi cosa. Voi vi rendete conto che una stesa, mi auguro che ve ne rendiate conto, poi comunque più avanti faremo proprio dei video dove insegnerò appunto le sibille, capirete che una stesa può essere letta non solo a tantissimi livelli, ma su tantissimi argomenti, cioè i tarocchi, così come le sibille, non hanno scritto questa lettura è esclusivamente lavorativa, questo riguarda solo le finanze, questo riguarda ogni lama, ogni disegno, ogni immagine racchiude una chiave di lettura o un potenziale espressivo a 360 gradi, cioè in tutte le direzioni della vita. È la vostra domanda e il vostro racconto che mi aiutano ad interpretarle nel modo giusto.
Se per esempio non mi raccontate che avete accanto un uomo ma ne amate un altro e mi chiedete solo di quell'altro, io possibilmente vedo un altro uomo e non riesco a spiegarmi cos'è o non ve lo posso interpretare nel modo giusto. Dovete essere molto molto chiari, molto molto precisi, senza vergogna, perché a me di giudicarvi non me ne frega niente, ma proprio zero, tagliato. Dunque, se volete il mio aiuto, siate chiari. Un altro aspetto che tenevo a dirvi è questo. Intanto dovete sempre manifestarmi in anticipo se preferite una lettura con i tarocchi o un'indagine radiestesica, poiché le modalità di esecuzione sono differenti. Mentre una stesura con le sibille o i tarocchi richiedono non è che lo richiedano, però per me, per correttezza, li eseguo alla vostra presenza, dunque siamo collegati al telefono e o comunque li giro dietro la vostra domanda precisa, io in quel momento mescolo e taglio e distribuisco, dunque viene fatto lì sul momento. Con le sibille è possibile fare questo, è vero che è possibile farlo anche con il pendolino, ma io per usare il pendolino ho bisogno di un momento particolare di relax che raggiungo con una determinata meditazione, richiedo di potermi concentrare e non voglio essere influenzata dalla vostra presenza, perché a differenza delle sibille che comunque leggono anche il vostro stato d'animo e comunque mi aiutano a vedere anche dentro di voi, il pendolino può essere influenzato in qualche modo, non da me, perché comunque sono sempre neutra nei confronti delle vostre domande, ma per evitare, dal momento che quando ricevo una risposta dal pendolino, spesso ho bisogno di fare altre domande io stessa per capire meglio la situazione, preferisco agire appunto in separata sede, cioè il consulto si eseguirà in questa modalità: mi chiamate, mi raccontate per filo per segno quello su cui avete bisogno che io dia uno sguardo, mi date le domande e io vi darò in un secondo tempo, perché ci saluteremo in quel momento, io mi prenderò il mio tempo per entrare nel mio stato meditativo, per fare l'estrazione, cioè per fare quello che serve appunto il consulto vero e proprio, e in un secondo momento, cioè una terza fase, ci sentiamo al telefono per le risposte. Io vi darò le risposte in pochi minuti, in realtà però per avere quei pochi minuti di risposte io lavorerò anche 1 o 2 ore per poter chiarire bene tutta la storia che poi vi andrò a raccontare. Dunque questo è ciò che avviene in un caso, cioè nel caso delle sibille e dei tarocchi, consulto immediato, e nel caso in cui invece mi chiediate la radiestesia, e cioè il consulto col pendolino, allora la modalità è questa qua che vi ho appena descritto. Sia in un caso che nell'altro, perciò nei casi appunto in cui chiedete domande che riguardano voi e il vostro futuro, ad ogni modo sono sempre molto precisa e comunque mi dispiace a volte dovervi dire cose che magari non vi aspettate o che non vorreste sentire. Dovete anche capire che non è facile per chi è nella mia posizione darvi delle comunicazioni. E poi c'è da fare anche un altro inciso. Io comprendo benissimo che molti di voi vorrebbero sentirsi dire determinate cose. Se io fossi un altro tipo di persona, non voglio fare paragoni in nessun genere, in nessun modo, ma se io fossi una persona che pensa soltanto al proprio rendiconto o tornaconto, io vi girerei intorno, vi farei fare 3-4 chiamate per la stessa cosa, vi darei la pillolina, vi diluirei la razione, invece io vi dirò quello che vedo e mi dispiace se a volte non vedrò quello che vi piace sentirvi dire, però non vi faccio perdere tempo, vi do il mio esito e punto. E dunque
in quel momento in cui io vi do un esito, anche se voi mi dite ma se io faccio così, ma se io faccio così, ma ragazzi, dopo che io ci ho studiato su 2 ore e vi do una risposta, a me in quel momento in cui mi dici ma se io faccio così, ma se io faccio cosa volete che vi controlli più? Io il consulto ve l'ho già fatto, la risposta alla domanda che mi avete fatto è quella, se avete delle altre domande farete un successivo consulto, perché non è che sono lì a tirar fuori i conigli dal cilindro, ok? Come pure non è corretto che mi chiediate cose al volo, perché non esiste una serietà nel chiedere le cose al volo. Io, come vi ho detto, se chiediamo alle sibille, finché stiamo facendo il consulto potete farmi le domande, quando chiediamo al pendolino, io le domande le devo conoscere prima, nel momento in cui vi do le risposte non potete più aggiungere cose al volo. Spero che sia stato tutto chiaro, spero anche di avervi detto comunque qualcosa che possa tornarvi utile in futuro anche per altro. Noi ci sentiamo alla prossima condivisione, questa volta però vi trasmetterò qualche insegnamento. Grazie per avermi ascoltato fino qui e a presto, buona giornata. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda.